Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, un'altra puntata degli Scorretti con il gran maestro Carlo Cambi, gran maestro della Loggia degli Impareggiabili, che saluto. Buongiorno Carlo. Buongiorno Cainarca di Rita Ambrosiano, nonché direttorissimo. No, i salamelecchi sono di ordinanza in questa trasmissione, ma solo all'inizio, perché dopo sono legnate per tutti. Come il famoso salam el ek. C'era una barzelletta oscena che non posso raccontare in pubblico. Vabbè, al proposito. Comunque siamo seri, anzi siamo quasi a lutto, no? Seri. Ecco, esatto, io vorrei partire senza por tempo in mezzo, come dicevano nell'Ottocento i ben parlanti, senza por tempo in mezzo vorrei partire da un tuo articolo di stamani sulla Verità, Carlo, che naturalmente si occupa, poi avremo, credo, tante altre cose, ci sono tante altre cose di cui discutere, anche sulla scena internazionale. Dal fatto che i contadini ritornano a incazzarsi tra l'altro, e poi ce lo spieghi questo perché è interessante. Sì. E anche la scena internazionale nel suo complesso, diciamo, merita qualche riflessione, perché mi pare che il quadro si vada un po' complicando, per essere un pochino eufemistici, però poi ne parliamo. C'è una cosa che, guarda, ti fermo solo un secondo. Sì. Ho appena finito di scrivere un pezzo sulla COP29 per Panorama, che uscirà la settimana prossima, ovviamente. È desolante, cioè è desolante. Ci hanno preso in giro e continuano a prenderci in giro su questa storia del green, dell'allarme climatico. Recitano questa pantomima, fra l'altro a Baku, uno dei posti più orribili del mondo per la democrazia. Sì, ma dove il petrolio, voglio dire, sgorga come l'acqua di sorgente. E il risultato è che la signora von der Leyen, che non è andata lì perché probabilmente si vergogna, continua a dire che nel 2025 mette le sanzioni alle case automobilistiche se non arrivano al 30% di produzione di macchine a pila, che non vuole nessuno. Cioè siamo dentro un tunnel di ipocrisia mondiale, e questo riguarda Israele, riguarda il riscaldamento climatico, riguarda Biden, riguarda l'Ucraina stessa, convinti questi che i popoli siano disposti a pagare dazio fino all'impossibile. Cioè non si rendono conto che stiamo su una faglia, secondo me, che non è molto diversa da quella del 30, cioè non è molto diversa da quando sorsero le orribili dittature europee. E mi fa rabbia sentire che la classe politica italiana sia calora su Bella Ciao, su questa roba qua che non ha senso. Cioè, siamo in un momento esiziale per l'ordine mondiale e niente, continuiamo a baloccarci con delle strane cose. Scusami, non a caso Carlo ha voluto chiamare Auto da Fè, la nuova rubrica qua della radio, no? Perché siamo lì tra le due guerre, siamo negli anni 30 grosso modo. Sì, ma mutato ciò che c'era da mutare, però vabbè. Poi ci ritorniamo sopra, però, perché io vorrei capire anche come la vedi tu, anzi te lo chiedo subito, facciamo prima, poi magari riprendiamo il tema, però come la vedi tu circa la questione Stati Uniti, Ucraina, Russia, Biden, Trump? Ma la vedo nell'unico modo, secondo me, in cui è umanamente visibile. Cioè, ti volevo chiedere questo, Biden secondo te sta soffiando sul fuoco della guerra o no? E Trump che cosa vuol fare? Sì, Biden indirettamente sta soffiando sul fuoco della guerra e tutti contiamo sul fatto che Putin sappia perfettamente che cosa significa oggi sganciare un'arma atomica, sia pure a basso potenziale, ma secondo me lo fa perché vuole lasciare Zelensky nelle condizioni di mettersi a un tavolino senza dover calare del tutto le mutande. Detto questo, per un motivo molto semplice, non perché ci abbiano i valori occidentali nella testa, ma perché la famiglia Biden è coinvolta negli affari di Zelensky fino al collo e quindi rischia uno sputtanamento globale. Lo fa essenzialmente per questo, secondo me. Ma la china che sta prendendo quella roba è di una pericolosità assoluta. Fortuna che il famoso irresponsabile Donald Trump sarà quello che riuscirà a metterli intorno a un tavolo.
dicendo a Zelensky una cosa molto semplice: tu ti stai scagliando contro un dittatore, ma in realtà anche tu sei un dittatore, perché non hai accettato di farti rieleggere, sai perfettamente che se vai alle elezioni le perderesti, quindi per favore, invece di continuare a parlare in nome del popolo ucraino, comincia a darti pena per il popolo ucraino e mettiti a un tavolino e finiamolo sto massacro. Questo sarà l'argomento che userà Trump. Bene, magari poi riprendiamo l'argomento più tardi. Ma Intanto quello che però sta facendo Biden è molto pericoloso. appunto, sembrerebbe così, no? Sì, è Però molto pericoloso, perché se a quell'altro là gli salta la mosca al naso e si ricrede Hitler come nel film di Charlie Chaplin, che giocava col mappamondo a pallavolo, allora siamo veramente su una faglia pericolosa. diciamo che però non so se tu concordi, Carlo, Fortunatamente Lavrov, che viene raccontato come fosse un guerrafondaio, Lavrov è una persona molto responsabile e Putin teme molto il giudizio di Lavrov, quindi da questo punto di vista forse un margine di tranquillità c'è. Sicuramente non stiamo facendo nulla per vivere tranquillamente. No, poi stavo per dire, Carlo, che finora Putin mi sembra che si sia comportato tutt'altro che come il grande dittatore di Charlie Chaplin, no? Esatto. Lui stesso per primo, diciamo, quindi per paradosso si deve confidare nel realismo politico di Putin alla fine, Putin. anche nel suo. Non so se è chiaro come stiamo messi, cioè sì, appunto. Noi stiamo combattendo Putin per i valori di democrazia, bla bla, diritto internazionale, ma per evitarci di fare la fine del topo dobbiamo confidare nel senso di responsabilità di Putin. Sì, è una esatto. meraviglia tutto ciò. È un capolavoro politico, diciamo, innanzitutto. È un capolavoro politico-diplomatico. Ma a proposito di capolavori, veniamo alle elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna. Questa mattina sulla Verità, nella pagina di politica interna dedicata alle elezioni, a pagina 12 per essere precisi, c'è un tuo articolo che fa il punto sul centrodestra sostanzialmente, sulla Lega anche, no? Tu parti dal gossip post-elettorale, cioè la voce che Giorgia Meloni fosse infuriata con Matteo Salvini perché le avrebbe imposto la ricandidatura di Donatella Tesei in Umbria. Devo dire che anche tu stesso prevedevi che la Tesei potesse essere riconfermata, no? Prima del voto, ne avevamo parlato. Verità, non credevo al ribaltone, evidentemente più dell'onore poter il digiuno, insomma, anche in Umbria. In che senso? Beh, nel senso che c'è tutta una classe di apparati, ex PD, rimasti orfani del potere, che passata la buriana di Sanitopoli, delle inchieste, eccetera, eccetera, hanno detto, beh, ora è il caso che torniamo all'incasso, e quindi hanno rimobilitato diciamo, tutto l'apparato del partito. Fra l'altro l'affluenza bassa ha fregato la Tesei, perché ovviamente quelli dell'altra parte sono andati a votare in massa. Tieni presente che la sindaca di Assisi aveva, ancorché smentito sul Corriere della Sera, l'appoggio dei frati francescani, e in Umbria questo conta qualcosa. Tieni presente che poi c'è stato questo scellerato apparentamento con Bandecchi, e credo che Marchetti, il segretario regionale della Lega dell'Umbria, ne porti una responsabilità gravissima da questo punto di vista, che ha allontanato tutto il voto moderato dal centrodestra, che infatti pur di non votare PD è rimasto a casa, ma alla fine ha fregato la Tesei. Ecco, allora ti chiedo subito, il fattore Bandecchi quanto ha contato? Dalle tue parole mi sembra di capire abbastanza. Tantissimo. Lui ha portato, è un po', allora, l'idea da cui sono partiti era che fosse il nuovo Vannacci. In realtà non è il nuovo Vannacci. Sai meglio di me che se facciamo un conto nazionale, Vannacci ha portato voti alla Lega, ma ne ha tolti anche molti. Bandecchi ha portato il 2% alla coalizione, e secondo me gli ha fregato minimo il 10%. Addirittura? Sì, minimo. Quindi diciamo... allora, la lista Tesei, di Donatella Tesei, ascolta, lista personale di Donatella Tesei, sì, che è fatta da un milieu di intellettuali, avvocati, piccoli imprenditori, bla 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 bla, eccetera, eccetera, che non si riconoscono nei partiti, ma che avevano bisogno di un cambiamento in Umbria per respirare un'altra area. L'altra volta è arrivata al 12%. Stavolta ha preso il 5%. Quel 7% se l'è mangiato tutto Bandecchi. Sì, Tutto. Mentre a proposito di numeri, Fratelli d'Italia, diciamo, è stata abbastanza ridimensionata, insomma, qualcosa ha perso.
ha perso moltissimo la Lega, è stata una catastrofe. La Lega ha perso dal punto di vista Lega, sia in percentuale che come consiglieri eletti. Adesso ce n'è uno solo in Emilia-Romagna, uno solo in Umbria. Erano 14 in Emilia-Romagna, se 8 in paragoniamo Umbria. alle scorse regionali, la Lega in Umbria ha perso l'82% dei voti. Ecco, quindi diciamo, sicuramente nel centrodestra è il partito che ha perso di più. Detto in estrema sintesi, ha guadagnato relativamente Forza Italia, no? Che infatti già anche su scala nazionale sta facendo pesare tutto questo. Adesso facciamo come si dice noi, sulle tasse, sulle pensioni, sull'autonomia, eccetera, eccetera. Però prima di entrare in questo, io voglio prenderla ancora più larga, partendo anche dal tuo articolo, Carlo, perché tu dicevi prima appunto che eri convinto che Donatella Tesei potesse farcela. Allora perché non ce l'ha fatta? Al di là dell'effetto Bandecchi, diciamo, 5 anni di governo dovrebbero consolidare un buon governo, tra l'altro, no? Perché tu dicevi, e l'hai sottolineato più volte, che tutto sommato è stato comunque un governo di rottura rispetto al passato. E anche positivo dal punto di vista della rivitalizzazizione economica della regione. Via dicendo. Perché non ha premiato tutto questo? Perché, come al solito, intanto hanno messo un assessore alla sanità catapultato dalla Lega dal nord, che non c'entra nulla con la società umbra, che non ha risolto tutti i problemi della sanità, ma era impossibile risolverli, ovviamente, perché come sai meglio di me, la sanità in questo paese ha problemi atavici. Poi sono stati il biennio del Covid che li ha aggravati, ma nel momento in cui la classe medica, che pure era stanca del PD, vorrei che fosse chiaro, ha dato segnali di insofferenza verso questo assessore, che sostanzialmente è un geometra che voleva fare il Luca comandino. Coletto. Esatto, voleva fare il comandino. La Tesei, ma meglio ancora la Lega, invece di pigliare atto dell'insoddisfazione e dire ok, cerchiamo un medico, un professionista, un professore universitario. L'Umbria peraltro ha delle punte di eccellenza nella sanità, vorrei che fosse chiaro. Ti faccio un caso: è uno dei pochissimi centri europei in cui tu puoi sperare di avere un'operazione al cervello che ti restituisca delle funzionalità, soltanto per avere un'idea. Ma insomma, a parte questo, lì si sarebbe dovuto immediatamente intervenire dicendo ok, nominiamo un nuovo assessore, cambiamo le carte in tavola. Non è stato fatto. Non è stato raccontato quello che si è fatto, perché uno dei vizi che ha il centrodestra, ed in particolare la Lega, è ritenere che bastino gli slogan per far capire che si è forti. No, alla gente gli devi spiegare dove hai messo i soldi, che cosa hai fatto, come ti sei occupata del terremoto, come ti sei occupato della ripresa economica, come ti stai occupando della sanità, ammettendo anche che ci sono dei momenti in cui non riesci a fare tutto, ma hai bisogno di una narrazione continua, positiva e ricca di contenuti. Se tu per 5 anni te ne stai chiuso dentro il palazzo, pensi che con gli slogan contro i migranti, con gli slogan securitari, risolvi il problema del rapporto con i cittadini che soprattutto nelle amministrazioni locali ti pongono delle domande rispetto ai bisogni quotidiani, alla fine perdi le elezioni. Carlo, secondo me qui viene al pettine un nodo che noi abbiamo toccato tante volte, a prescindere dalle elezioni del momento, no? A prescindere dalle specifiche contingenze del periodo. Il nodo che abbiamo toccato più volte è quello appunto della rappresentanza dei territori, della capacità di ascoltare i territori, di rappresentarli, di raccontarli per quanto concerne la nostra radio, per esempio, no? Però qui viene al pettine una mancanza forte per un partito che aveva fatto di quella caratteristica uno dei suoi tratti essenziali. Allora, secondo te, ti faccio un ragionamento: a fronte di una perdita dell'80% dei voti, tu segretario regionale non hai il dovere di dimetterti. Ma non perché bisogna chiedere la testa di qualcuno, ma mi sembra perché sia ovvio che è così, no? Non ha funzionato la macchina. Tutto questo stia succedendo? Assolutamente no. E allora la risposta del perché poi perdi le elezioni sta lì. Perché se tu hai vinto le elezioni raccontando e contando sul fatto che la gente sapeva che il sistema di potere del PD andava sgretolato, e ti comporti esattamente come quel sistema di potere, a quel punto sai cosa fanno? Siccome il PD garantiva e garantisce tuttora la spartizione dei benefici, si tengono la spartizione dei benefici, ed è esattamente il motivo per cui in Emilia Romagna non vinci, nonostante le alluvioni.
Ecco, l'Emilia Romagna, che è diciamo così, assente dal tuo articolo di oggi che è centrato Vabbè, sull'Umbria, sì. no? Sì, Oggi tu anche ti perché occupi. l'Emilia Sì, Romagna veniva data per persa sì. indipendentemente da l'Umbria, invece era un posto dove governavi e che hai perso. Cioè, non Ecco, è che l'Emilia però, Romagna governavi tu, no. cioè, sarebbe stato un enorme successo conquistarla, ma erano le previsioni di perderla. Invece in Umbria governavi e te la sei persa, che piaccia o non piaccia, No, no, l'hai infatti, persa. questo è E evidente. la sconfitta in Umbria ha un nome e un cognome preciso, punto. Ecco, questo è chiaro, l'Umbria diciamo è la cartina di tornasole più evidente, no? Più Esatto. lampante. Però anche in Emilia-Romagna si può ripetere lo stesso ragionamento, perché comunque è una regione nella quale c'era stato un progressivo radicamento territoriale anche della Lega, con segnali di Certo. sfaldamento negli ultimi tempi, per carità, perché gente che se n'è andata, cose che non sono quadrate, via dicendo. Però anche lì tu passi da un 30 e passa per cento, ho capito che avevi la candidata del tuo partito che era Borgonzoni, ed era un Vabbè. altro discorso che trainava, però passi dal 30 e passa per cento al 5, passi da 14 consiglieri a 1 e drammaticamente secondo me, mi ripropongo la stessa analisi non per pigrizia, ma perché mi pare che possa adattarsi anche al caso dell'Emilia Romagna, cioè hai perso il polso di una realtà economica, sociale, circostante, in poche parole del territorio vero, della società vera. Hai perso il polso di quella roba lì, considerando Cioè, che partivi perdente, che tutto quello che vuoi, però anche qui siamo davanti a dei numeri impietosi. facciamo un ragionamento. Tu le elezioni regionali non le vinci sui temi nazionali, o meglio, i temi nazionali ti fanno da sostrato per fare per impostare la tua diversità, ok? Mm? Ma non le vinci sul tema nazionale, le vinci se ti presenti con un programma alternativo a chi ha governato, credibile e soprattutto se stai sul pezzo tutti i santi giorni. Ok? Che cosa è successo in Emilia Romagna? È successo che si è sperato, cioè, ora lo dico in maniera cinica, ma non è che penso che il cinismo sia arrivato a quel punto, ma si è sperato che l'effetto delle alluvioni, ed in particolare avendo candidato un sindaco di Ravenna che, come dire, era direttamente coinvolto, il meccanismo delle alluvioni avesse generato una repulsione da parte dei cittadini verso coloro i quali hanno amministrato per 70 anni e sono largamente responsabili del degrado ambientale di quella regione, in modo che in quel modo lì li mandavi a casa. Domanda: ma abbiamo proposto all'Emilia Romagna una sostituzione dello schema cooperative consenso partito? Abbiamo proposto all'Emilia Romagna un'alternativa di modello di sviluppo? Siamo andati in Emilia Romagna a far vedere la contraddizione enorme che c'è fra Bonaccini che firma la legge contro la carne sintetica e la Schlein che strizza l'occhio a quelli che stanno manipolando le bistecche in laboratorio. Abbiamo avuto il coraggio di dire: guardate che sulla peste suina si è sbagliato tutto e oggi c'è un problema di emergenza in un distretto che vale alcuni miliardi e alcune migliaia di posti di lavoro. Siamo andati a dire: guardate che la nostra battaglia in Europa sulla PAC è una battaglia che vi riguarda da vicino e teniamo ben presente che cosa significa fare il contadino in pianura padana. Siamo andati a raccontargli che le magnifiche sorti e progressive del turismo italiano che hanno tagliato fuori la riviera romagnola devono essere sistemate avendo anche un ministro del turismo. Siamo andati a fare tutto questo. Siamo andati a raccontare, per esempio, visto che abbiamo anche il Ministero delle Infrastrutture, che il nodo di Bologna autostradale e il nodo ferroviario di Bologna vanno ripensati, potenziati e finanziati. Siamo andati a fare tutto questo? No. Gli abbiamo raccontato che i migranti sono cattivi. Quando senza i migranti
le stalle dell'Emilia Romagna sarebbero prive di manodopera. Questo è il tema. Non ti sento più. Carlo, scusami, eccomi, ci sono. Stavo dicendo, Carlo, dopo la pausa delle 10, tra poco, apriremo anche le linee telefoniche per gli ascoltatori, le ascoltatrici che vorranno partecipare. Però prima di aprire le linee, intanto potete mandare messaggi che già vedo arrivare, poi te ne do conto, Carlo, i messaggi via WhatsApp. Diranno che io ce l'ho con la Lega. Che No, sono molto interessanti invece, quindi poi te li giro. Potete scrivere messaggi anche audio al 340 e guarda, 67. ti dico la verità, se Sì. non si svegliano, riperdono anche le Marche. Sì, ma il problema riguarderà poi anche le regioni tradizionalmente, diciamo, più leghiste, secondo me, Lombardia, Veneto e via dicendo, ma quello è un altro discorso. Comunque, potete mandare messaggi al 340 6709 659, mentre il numero per la diretta, segnatevelo, se non lo sapete già, tra un po' 02 92 94 72 22. Abbiamo la pausa delle 10 e poi volevo fare un altro passaggio, sempre partendo dal tuo articolo, perché tracciato il quadro, poi ne consegue che, e vediamo alcune delle conseguenze possibili tra poco. Siamo qua. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma qual è il segreto di un fantastico tacchino per un ottimo, meraviglioso Thanksgiving Day? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Noi americani il tacchino The Turkey lo riempiamo con qualsiasi cosa ci venga in mente. È una tradizione nella quale ciascuno si può sbizzarrire nel preparare il tacchino farcito. Per esempio ci si può mettere la torta di mele the apple pie, altro alimento tipicamente americano. Ci si può mettere una cioccolata calda, un semifreddo al caffè, le patatine, un altro tacchino più piccolo, e in questo caso diventa il tacchino a matrioska, the matrioska turkey, o anche quello che è avanzato delle silicone delle labbra di Lily Gruber. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Il giornalista americo-italiano la sa lunga, anche se è un po' scorretto, devo dire, dal punto di vista del politicamente, sessualmente, giornalisticamente corretto, è andato un po' oltre le righe, però insomma è fatto così, perché noi americani siamo fatti un po' così, ci piace la libertà. Ed è giusto che sia così, ovviamente. Comunque, a proposito di tacchini, non so se te la conosci, a proposito di tacchini riempiti di varie cose, c'è una poesia bellissima di Fernando Fontana, che era un poeta scapigliato milanese, la polpetta del re, ovvero sia la regal polpetta, che è in milanese stretto, però è basato su questo principio. Si parte da un'oliva e si arriva a un manzo, riempiendo, l'oliva viene avvoltolata su una cotoletta, la cotoletta viene infilata nella quaglia, la quaglia nel tordo, il tordo e via dicendo, si fa un brodo meraviglioso con tutta questa roba, poi si butta via tutto e si prende una tazzina di brodo così. Questa era la regal polpetta, era lo spreco, la regal polpetta. Si partiva da questa regal polpetta, si arrivava al manzo, si faceva un brodo fantastico, si buttava via tutto perché era un inno allo spreco proprio totale, esatto. Però il re poteva permetterselo, no? Allora, torniamo invece a noi, Carlo, torniamo a noi e al tuo pezzo, perché a un certo punto, dicevamo prima, fatto il quadro, ne consegue che
Fatto questo quadro, ne consegue che il prossimo anno si vota in altre 7 regioni, come tu ricordi, Esatto. no? E c'è in ballo anche il Veneto. Sì. In Veneto, stante le attuali regole, la Lega non può ricandidare Luca Zaia, ne abbiamo parlato con lui qualche giorno fa per la presentazione anche del suo libro, e quindi come Sta la andando vedi? benissimo, mi dicono, peraltro. Sì, io l'ho letto, devo dire che è una cosa molto sciolta, si legge facilissimamente in 4-5 ore, ti racconta un po' com'è andata sull'autonomia. Quello è un altro capitolo che magari dopo affrontiamo. Però in Veneto tu cosa prevedi, cosa vedi, cosa dice la tua sfera di cristallo? Beh, cioè, mi fai una domanda ardua. Che cosa prevedo? Prevedo che a quel punto ci sarà qualcuno, e penso che sarà Fratelli Perché d'Italia. Fratelli d'Italia e Forza Italia cominciano a dire, amici, ci siamo anche noi, sbassate le ali, come si dice in Lombardia, cari leghisti. Io sono convinto che il candidato sarà un candidato o di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, che la Lega in Veneto dovrà rinunciare, e secondo me non ha le condizioni per resistere oggi, non ce l'ha numericamente, non ce l'ha, a meno che non si faccia un'operazione alla De Luca, e cioè ci si mette d'accordo per il terzo mandato e a quel punto Zaia è imbattibile. Però ti dico la verità, non credo che soprattutto Forza Italia, non credo che soprattutto Forza Italia rinuncerà a far valere alcune prerogative. Forza Italia ha un paio di uomini veneti, ex industriali. Tra l'altro, apro una parentesi, poi torniamo al Veneto, no? Poi ci dici tu. E comunque tutta questa discussione pone un problema al centrodestra. Non sta formando classe dirigente sui territori, punto. Ecco, invece Forza Italia ha detto, in Umbria ce l'avevamo uno valido, Andrea Romizzi, l'ex sindaco di Perugia, e oggi in un'intervista Tajani ha buttato là, pur dicendo che Donatella Tesei era ricandidabilissima, anzi era giusto ricandidarla, eccetera, che forse il nostro Romizzi sarebbe andato meglio, ha detto Tajani. Beh, ti posso dire la verità, vista la candidata che ha scelto il centro-sinistra, probabilmente sì. La cosa che nessuno ha scritto è che questa c'entra col PD come io col Papa. No, ma infatti, diciamo, qualcosa si poteva capire anche da osservatori molto lontani ed esterni, che lei c'entra poco. Cioè, voglio dire, la Proietti è tutto tranne che una signora che viene dalle fila del PD, è una pacifista, è un ecologista, ma è sostanzialmente un'emanazione dei frati cappuccini di Assisi. E allora, se tu hai una moderata che si veste da sinistra, probabilmente più che utilizzare un candidato fortemente connotato con la sigla di partito, ancorché Donatella abbia governato benissimo, guardate, ve lo posso garantire, meglio di quello che ha fatto la Tesei, nelle condizioni date, era difficile da fare, anche perché, sia chiaro, la Lega non l'ha difesa durante il suo operato, e Fratelli d'Italia ha spesso fatto valere il suo peso annunciato nelle scelte e anche negli uomini. Detto questo, però dovrei entrare molto nel dettaglio del governo dell'Umbria, e quindi mi sembra che perdiamo del tempo. Detto questo, probabilmente a fronte di una candidata così radicata alla società civile come la Proietti, Romizzi probabilmente avrebbe avuto, che ha un profilo meno politico, ma un profilo molto legato al milieu degli intellettuali, delle professioni, bla 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 bla, sarebbe stato forse, dal punto di vista almeno estetico, preferibile. Ecco, il risultato del PD come lo valuti? Perché alla fine ha preso percentuali molto molto elevate. Il PD ha ripreso esattamente tutti i suoi voti. Quindi diciamo, Ellis Line non è così disastrosa come molti dicono, un po' macchiettandola. Allora, le elezioni in Umbria le hanno perse sostanzialmente in due: la Lega in maniera disastrosa e il Movimento 5 Stelle. Il PD ha ripreso tutti i suoi voti, e ovviamente abbassandosi la soglia di partecipazione al voto si incrementa le percentuali del PD, ma non è che abbia fatto sfrascelli, cioè non è che abbia conquistato di più di quello che avrebbe potuto conquistare. Ha preso il massimo di quello che poteva prendere. Quel massimo che poteva prendere, se la coalizione di centrodestra avesse confermato l'affluenza al voto delle scorse regionali, non sarebbe bastato per vincere.
Ecco, ti propongo alcune analisi che ho sott'occhio, poi apriamo le linee, sono già arrivati svariati messaggi e te li giro, no? Oggi sul Corriere della Sera Massimo Franco, nella nota di politica italiana, ragiona così. Dice in sostanza che adesso la Lega gli rimane una roba sola sostanzialmente, cioè l'autonomia regionale, che peraltro dopo la sentenza della Corte Costituzionale non è del tutto piana questa strada dell'autonomia regionale. Ma gli alleati hanno preso forza, quindi se tu ti rinchiudi nelle regioni del nord, quelle che con i referendum consultivi hanno spinto per l'autonomia, ti ridimensioni inevitabilmente a livello nazionale, come dicono anche le elezioni ultime, no? Però, diciamo, dopo il crollo alle regionali, te la devi vedere con Meloni e Tajani rafforzatissimi. Faccio la sintesi estrema. L'autonomia è una partita ancora, diciamo così, possibile che si può vincere, o dopo la sentenza della Corte e il rafforzamento di Meloni e Tajani si fa grigia anche lì, secondo te, Carlo? Dunque, no, è una partita che non puoi più vincere. Se vuoi la mia opinione, è una partita che non puoi più vincere, primo perché hai scritto la legge abbastanza male. La legge è incasinatissima. Se quello è il punto di partenza, effettivamente molto burocratizzata. È molto burocratizzata, quindi non contiene neanche quell'afflato riformista in senso federale da cui parte l'idea della Lega del federalismo sostanzialmente. Non è un superamento del titolo quinto della Costituzione, perché non è una riscrittura puntuale e precisa, il che dimostra che c'è un certo grado di approssimazione nella scrittura delle leggi in questo paese ultimamente, e se gli alleati, Forza Italia, che è quella che farà sentire molto la sua voce, e Fratelli d'Italia percepiscono che spingere sull'autonomia significa rafforzare la fronda del centro-sinistra che sventola la Costituzione, che ti mette in imbarazzo nelle piazze, quella partita è una partita finita. Allora, Carlo, anche perché, diciamoci la verità, i provvedimenti che servirebbero a renderla possibile, e cioè la riforma fiscale, e cioè lo spostamento di competenze, e cioè il rafforzamento, il depotenziamento delle prefetture, eccetera, 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 tutto questo, che sono, come posso dire, provvedimenti prodromici e che si possono fare senza incidere sul meccanismo di riforma costituzionale, non sono stati messi in campo, perché si continua ad andare dietro agli slogan e non alle cose che bisogna fare. Allora, intanto apriamo a questo punto anche le linee telefoniche. Chi vuole intervenire può farlo chiamando allo 02 92 94 7222 oppure mandando un messaggio via WhatsApp al 340 6709 659. A proposito di messaggi, ne sono arrivati numerosi, Carlo, io te li giro per come arrivano. Intanto Emilio da Mozzate ci pone il tema da cui avevamo iniziato, anche il cambiamento climatico. A Radio 2 Svizzera hanno annunciato che la Danimarca sta ponendo una tassazione sulle flatulenze dei bovini, prima nazione in Europa. Scrive Emilio Mozzate. Maurizio, tranquillo, cambi che da 2 anni abbiamo un governo alternativo, Mattarella Meloni, specialmente sul tema della guerra. Meloni non capisce che l'atteggiamento preso è pericoloso. Per quanto riguarda i risultati elettorali, scrive invece un altro ascoltatore, considerando i risultati delle ultime tornate, per le quali si è provato a darsi una connotazione fortemente identitaria nei temi politici, soprattutto civili, cittadinanza, eccetera, non sarebbe il caso di abbassare i toni e lavorare più sotto traccia per raggiungere i risultati? In questo momento l'elettore non ci riconosce quanto fatto. Tutti gli sforzi sono a vantaggio dei due alleati. C'è voglia di autoritarismo e non di buon governo. E un altro messaggio ancora, una domanda per Cambi. Nel 2020 Salvini contro tutti, mainstream, sondaggisti, Prodiani, Sardine e gli alleati, si era esposto in prima persona per Borgonzoni. Non le sembra che ora toccasse alla donna sola al comando scegliersi un fratello d'Italia di peso e fare campagna? Invece nulla, è scappata come al solito, qua si parla di Umbria. Non le sembra un po' troppo codarda per essere leader? Luca da Brescia, ciao Giulio, un saluto a Carlo. Grazie innanzitutto per la rubrica. 2 domande. Non ritenete che il dato più rilevante che è sottaciuto dai più è la delegittimazione delle istituzioni, derivante dalla maggioranza dei non votanti?
Per quanto riguarda la Lega, non trovate che la mancanza dell'esecuzione di scelte forti promesse nelle varie campagne ha contribuito all'idea di un gruppo di cazzari, scusate il francesismo, slegati totalmente dal territorio e al governo? Un altro messaggio del nostro amico Gianni da Genova a proposito di Emilia-Romagna: voti persi dalla Lega dal 32% al 5%. Senza fare una piega, la Melona ci ha fregato proprio bene, grazie alla buona politica sul territorio drammaticamente dimenticata dalla Lega. Un altro messaggio ancora: condivido totalmente la spiegazione riguardo il fatto che la Lega non sia stata presente nel territorio dell'Emilia-Romagna. Domanda: perché Cambi non si candida come consigliere della Lega? Quantomeno fare una specie di decalogo da dare a un rappresentante della Lega. E ancora, te le giro tutte, poi abbiamo 3 chiamate addirittura. Buongiorno signor Carlo, sono Mattia da Padova. Confronto sempre più interventi radiofonici e devo dire che le sue letture della realtà socio-economica sono eccellenti, grazie per distinguersi da una massa di informazione basata su propaganda e proclami. E ancora Maurizio, il risultato elettorale allungherà il tempo del congresso Lega. Salvini difeso da quanti vivono con i soldi degli incarichi che garantiva. 3 chiamate e poi ti lascio la parola perché c'è tantissime questioni messe in luce, credo. Da tutti i messaggi, sintesi, Sì, fai una sintesi, facciamo la sintesi della sintesi, poi però intanto sentiamo anche le chiamate, le passiamo tutte in successione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno cari. Buongiorno Canante, buongiorno Cambi. Allora, sono Mario. Buongiorno, che tempo fa Rieti? Così e così. Allora, volevo dire una cosa, prima una piccola premessa. Io propongo di fare dell'Emilia Romagna ormai la Transnistria dell'Italia. La Transnistria è bella però. Ormai è quella strisciolina di terra della Moldavia, no? Dove praticamente vivono come se il mondo si fosse fermato a 50 anni fa. Uno dei posti più tristi della terra. Sì, no, è un trionfo di falci e martelli, Stalin, Lenin, carri armati, ecco. Ormai i reduci, allora, specialmente quel triangolo là, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Transnistria, e là chiedono autonomia. Ma Cambi, lei ci è andato vicino nell'analisi, però io l'Umbria posso parlare con cognizione che ce l'ho a 20 chilometri, sono confinati e ci vado 2 volte a settimana. Quello che è successo in Umbria, non per fare il solito mangiapreti, no? È stata che è stata eletta una bigotta isterica, va bene, che da un punto di vista dottrinale sull'aborto è alla destra di Marcel Lefebvre, si ha presente proprio quel vecchio vescovo tradizionalista. Allora praticamente c'è stata una mobilitazione, ha vinto la Chiesa, non ha vinto il PD, ha vinto la Chiesa perché tutti quello che diceva Carlo poco fa. Ha vinto la Chiesa perché ha mobilitato i santini, sono venuto a sapere, dei santini nelle parrocchie, nelle associazioni cattoliche, nel volontariato, e tutte queste monache preti, sai, svolassanti per tutta quanta l'Umbria, no? Praticamente hanno fatto la saldatura col vecchio PC, il famoso cattocomunismo, no? Va bene, e hanno detto vince lei, non è che ha perso la Tesei, la Tesei non ha fatto cose eccezionali, però era da 6,5, la devi confermare. E quando c'è questa macchina da guerra, questa saldatura tra vecchio Partito Comunista e preti, sore, monache e frati, è una macchina da guerra imbattibile. Allora, grazie per questo intervento, però ne abbiamo altri 2, quindi vi invito tutti a essere piuttosto sintetici. Comunque ringrazio il nostro amico che è pienamente nella linea degli scorretti. Quanto a scorrettismo il nostro amico da Rieti abbonda. È stata una bellissima definizione, la bigotta. Vabbè, comunque ci sono altre 2 chiamate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Franco da Milano. Prego Franco. La Meloni è impegnata in Ucraina, per cui la campagna elettorale per delle banalità regionali non gli interessano. Adesso poi c'è G20, figuriamoci con i suoi amici Biden. Vabbè, niente, però io volevo fare una domanda. C'è molta critica rispetto al governo a livello economico per i regali, secondo alcuni, dell'Alitalia alla Lufthansa e della perdita dei regali
nel mondo dei Paschi di Siena, che avremmo perso miliardi perché li abbiamo pagati e poi abbiamo rivenduti rimettendo. Ci voleva un'opinione del nostro interlocutore. Bene, grazie. Terza telefonata. Poi lasciamo la parola a Carlo Cambi. Se c'è la telefonata la passiamo, se no direttamente a Carlo. Pronto? No, immagino sia caduta. Carlo, prego. Allora, parto dalla Lufthansa e MPS. Allora, per quel che riguarda la Lufthansa, noi abbiamo assolutamente l'esigenza di toglierci di mezzo quella zavorra, perché se lei fa il conto di quanto è costata l'Alitalia al contribuente italiano, probabilmente potevamo fare tutti il giro del mondo in business class più volte per fare pari. Quindi non è che stiamo regalando, ci stiamo togliendo un peso. È evidente che un paese turistico come questo avrebbe avuto bisogno di una compagnia di bandiera efficiente, ma lei sa meglio di me che la Lufthansa, che l'Alitalia era sostanzialmente una succursale dell'IRI, e il numero di posti di lavoro di nulla facenti a carico che gravavano sulle aree dei nostri DC9 era insostenibile. Detto questo, faccio anche notare che molti sindaci proprietari di aeroporto hanno preferito fare accordi e finanziare gli slot delle compagnie low cost, in particolare di una di Ryanair, piuttosto che privilegiare l'Alitalia. Questo perché? Ma è molto semplice, perché i nostri sindaci sono abilissimi nella arte del chiagnere e fottere. È il sistema paese che non ha difeso l'Alitalia in anni passati. A un certo punto l'Alitalia si è incancrenita ed era giusto mollarla. Sono convinto che con i metodi tedeschi alla fine ATI tornerà inutile, quindi non c'è da piangere su quel latte versato. Era un latte che per noi era diventato indigesto ed è stato giusto che Giorgetti se ne sia liberato. Per quel che riguarda il Monte dei Paschi di Siena, la cosa che mi meraviglia è che a fronte del disastro la magistratura italiana abbia sostanzialmente assolto tutti i vertici del Monte dei Paschi di Siena, e che quindi tutto quello che è successo senza che ci sia un responsabile. Mi domando la vigilanza della Banca d'Italia in quegli anni dov'era, mi domando lo stesso Draghi dov'era. Eppure le inchieste hanno dimostrato che erano tutti perfettamente trasparenti. Apro una parentesi, Carlo. E Davide Rossi si è buttato giù da solo. E Davide Rossi si è buttato giù da solo, ovviamente. Quindi anche nel caso del Monte dei Paschi di Siena, liberarsene da parte del Ministero del Tesoro, dell'Economia, è un'operazione trasparenza. È costato tanto al contribuente italiano? Sì. Sappiamo chi sono i responsabili del disastro? Sì. Le risulta che a Siena i responsabili del disastro abbiano pagato? No. Siamo in grado come centrodestra di rimproverare alla sinistra di aver governato male quella banca? No. Sa perché? Perché su quella banca hanno mangiato tutti, a cominciare da Berlusconi, che aveva dei fili praticamente illimitati da parte del Monte dei Paschi di Siena. Quindi sia l'Italia che il Monte dei Paschi di Siena sono la chiusura di due capitoli vergognosi di questo paese, che prima chiudiamo è meglio. Allora, Carlo, abbiamo una telefonata in sospeso. Poi ti lascio. Ti faccio soltanto osservare una cosa. Il centrodestra è così abituato al giornalismo che nessun giornalista, nessun giornale del centrodestra è andato dalla signora Proietti e gli ha fatto questa domanda: ma lei è favorevole all'aborto, sì o no? Che domandina semplice. Comunque, abbiamo un ascoltatore in attesa, poi ti lascio lo spazio per eventuali osservazioni sui messaggi che ti ho letto prima. Ce ne sono altri che sono arrivati e che ti leggo. Sentiamo la telefonata, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Carissimo e immancabile Gianni, un abbraccio. Per fortuna che c'è questo momento qua con Carlo Cambi, perché danno
delle soluzioni a Oh, dei non te ne problemi perdi che non- una degli scorretti, Gianni. Esatto, perché è un po' la trasmissione che si parla di qualcosa di concreto. E a proposito di tassazioni delle flautolenze, non ce n'è da tassare la flautolenza di Prodi e di Monti a favore di Fitto, del qua Fitto, quello che aveva votato il Digital Act Service. Gianni, ma lo sai perché difendono Fitto? Perché hanno capito che l'Europa è allo sfascio. E invece di parlare di cose serie, per quello che la gente poi non va più a votare, perché non si affrontano i problemi. La Lega è stata carentissima, e poi soprattutto anche per quanto riguarda questi tempi che furono non sospetti, che si doveva fare diplomazia in Europa tra Russia e Ucraina, e invece si è andati bellamente a dare una bella facciata grazie agli Stati Uniti d'America, che hanno avuto sempre l'interesse di distruggere la Russia e poi di conseguenza l'Europa. Qui non essere filoputiniani, ma Andrea Gagnani ne aveva spiegato molto bene anche la nostra radio, ma non solo lui. Allora, Gianni, ti ringrazio, abbiamo altre 2 telefonate a seguire, per cui Gianni un caro saluto, e poi abbiamo ancora 2 chiamate, e tutto il resto di prima e poi i messaggi che stanno arrivando, insomma c'è tante cose ancora, tanta roba, come si dice. 2 chiamate, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Nascone da Palazzo in provincia di Como. Buongiorno. Buongiorno, senta, io sul Monte dei Paschi incidentalmente è la banca più antica del mondo, perché è stata salvata con soldi pubblici dei pagatori di tasse italiani, quindi è una banca di parassiti. Comunque volevo dire 2 cose velocissime, uno sul Papa, che ha definito il genocidio l'azione di Israele. Quella di Israele non è genocidio, ha ragione Fiamma Nierstein, è una guerra pesante, ma non corrisponde alla fattispecie giuridica del genocidio che c'è nella Carta dell'ONU. E poi volevo dire semplicemente che la gente non va a votare perché non c'è più l'immunità parlamentare che è stata tolta, i politici sono pagati poco, sono troppo deboli, e c'è una magistratura che fa un continuo fuoco di sbarramento contro i politici, e quindi in politica va della gente mediocre. Grazie, buongiorno. Questa mi è curiosa come cosa. Abbiamo comunque un'altra telefonata, pronto? Buon lavoro e buona giornata, Mimmo da Napoli. Buongiorno. Allora, nel momento in cui praticamente è morta definitivamente l'autonomia, perché è morta praticamente, e se ne facciano una ragione tutti, perché un cittadino del sud vale 12.000 euro e un cittadino del nord per lo Stato vale 17.000 euro? Dove sta questa cosa? Perché non si danno questi dati? Perché ormai l'informazione è dell'Istituto Luce di Mussolini appena di 100 anni fa, e non c'è un'informazione libera? Altro che social, non mi interessa i social, perché io sono 30 anni che dico spegnete Rete 4 e accendete il cervello, ci salviamo tutti quanti e andranno di nuovo l'80% delle persone a votare, perché si fa di un'erba un fascio, si dice sono tutti ladri, sono tutti delinquenti, sono tutti mariuoli, ma non è vero. Il Parlamento è fatto anche di persone per bene, che lavorano e che si sacrificano. Io ho oltre 70 anni e ne ho conosciuto a decine e decine di persone che addirittura davano metà dei loro stipendio per aiutare nella sanità, nei quartieri spagnoli, sanità intesa come luogo. I quartieri spagnoli hanno aiutato le persone. Perché si mette tutto sullo stesso piano? Perché purtroppo il pregiudicato che ci ha lasciato l'anno scorso ha portato con le sue televisioni a far pensare a tutti quanti in questa maniera, tanto perché il motto di Berlusconi era uno solo. Io l'avversario non lo combatto, lo compro, e infatti ha comprato tutto quello che c'era dato da comprare. Gli rimaneva solo il Papa, e purtroppo è rimasto male perché non è riuscito a comprare tutti i papi. Ma bisogna prendere atto che l'informazione italiana è bacata e sta assoggettata. Ogni giudice che emette qualche cosa, se non piace alla destra, è comunista. Andiamo benissimo così, ma molto meglio non possiamo andare. Io mi piacerebbe avere qualche risposta dal dottore che l'affianca. Bene, Carlo, a te l'arduo compito di rispondere a Mimmo. Dunque, Mimmo, premesso che è vero che in Parlamento c'è della gente che lavora seriamente e che capisce,
Premesso che è vero, mi faccio fare una notazione, io per questo Papa non spenderei neanche un soldo bucato, ma questo è un altro paio di maniche, quindi Berlusconi probabilmente non avrebbe avuto interesse a comprarsi. Premesso che lei dice cose che in parte sono vere, in parte sono un po' fantasiose, premesso che questa storia del cittadino che vale 19 mila euro e quell'altro vale 15.000 euro non mi risulta, non capisco che dato lei stia citando, a meno che lei non si riferisca alla capacità, al PIL pro capite, ma questo non è un problema dello Stato, è la capacità di generare ricchezza che hanno le diverse economie regionali in questo paese. Che i giudici in questo paese siano, noi giudici, che una parte della magistratura in questo paese, in particolare quella inquirente, in questo paese sia politicizzata è assolutamente vero. Il fatto stesso che esistano delle correnti e che le correnti siano riferibili a dei partiti, a degli schieramenti politici, dice che la magistratura è politicizzata. Infatti, se io fossi Nordio, l'unica riforma del CSM che farei non è tanto quella della separazione delle carriere, che magari poi viene da sé, ma quanto quella dell'abolizione dell'elezione del CSM, se non per sorteggio. Sì. Ok? Ultima cosa, le tasse, no, questo è l'ascoltatore precedente, le tasse pagate per il Monte dei Paschi di Siena. Beh, insomma, nella sua quasi millenaria storia, ottocentesca storia, di 800 anni di storia, il Monte dei Paschi di Siena ha generato per quella regione, per quella città e per l'economia italiana miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di utile. È vero che lo Stato l'ha salvato, è vero che ci è costato a livello di contribuenti, ma vorrei fare una volta di conti, perché secondo me, per come lo sta vendendo Giorgetti, alla fine non dico che facciamo pari, ma non andiamo molto lontani dal pareggio. Dovreste essere orgogliosi del lavoro che sta facendo Giorgetti come ministro dell'economia, perché è l'unico che tiene la barra dritta in questo governo rispetto agli orizzonti di crescita del paese. Allora, direi che la sintesi delle risposte. Carlo, abbiamo la pausetta delle 10:30 e poi ritorniamo con i messaggi, le telefonate e i commenti. Tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio e ve sempre a gala. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. La festività del Thanksgiving si va diffondendo sempre di più anche nelle regioni produttive del nord Italia. Come mai? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Noi americani celebriamo la festa del ringraziamento ringraziandoci tutti a vicenda come dei deficienti. Uno ti viene addosso con la macchina, tu lo ringrazi. Uno ti scippa a casa, lo ringrazi, ti appicca un incendio, thank you. Perché noi americani, essendo un popolo civile,
ci ringraziamo a vicenda anche quando perde Kamala Harris. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Certo che quest'americano non si può deve fare a essere meno né dell'olio novello al prezzo antico né del giornalista No. americo-italiano. Olio nuovo, prezzo vecchio. Sì, Esatto. deciso la citazione. Ho sbagliato. Faccio ammenda. Intanto ti giro però altri messaggi che sono Scusa, ma questo italo-americano è di Parma, perché c'ha la moscia. americo-italiano, per essere precisi. Di Parma. Ma non è proprio di Parma, ma tu lo conosci senz'altro, perché ha la cittadinanza americana. Quindi ti ho dato un indizio. Comunque, sì. ci torniamo sopra dopo perché comunque sono arrivati nel frattempo altri messaggi. Io, scrive un ascoltatore, che abbia vinto, e poi riapriamo anche le linee naturalmente allo 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire. Dicevo, ci scrive un ascoltatore, io che abbia vinto il PD perché ha preso parte dei voti 5 Stelle, e io credo che abbia vinto il PD perché ha preso parte dei voti 5 Stelle. Sicuramente ci saranno stati anche altri problemi. Anche Fratelli d'Italia in Umbria ha perso voti rispetto alle europee. L'Umbria e l'Emilia Romagna sono sempre state zone rosse. Per me in Umbria a quel tempo si era vinto, con l'ultima elezione, anche perché c'era stato un grosso scandalo sulla sanità e in quel momento Salvini era forte. Gianni da Roma. Inutile negarlo, in Umbria la Elli è stata brava, ha saputo pescare benissimo nella sua tipologia di elettorato. Capolavoro scegliere il candidato da Assisi col substrato di marce per la pace, accoglienza, fate bene fratelli, eccetera, eccetera, ma sempre con strizzatine d'occhio al gretinismo e alle varie sinistre. Ha pagato moltissimo. Come avrebbero altrimenti fatto gli stagli e olio della politica ad arrivare al 6%, candidando, anzi proprio per questo, martellatrici in trasferta. Scusate, scrive ancora un altro ascoltatore, vorrei correggere il supremo cambi. Il PD ha riconquistato i voti sulla percentuale dei votanti, ma ha perso consenso a confronto alle regionali del 2019, scrive l'ascoltatore. Carlo. Ma no, sì, vabbè, può darsi che comunque il PD ha vinto, cioè fate un po' come vi pare, cioè, e come insegnano a Palazzo Mezzanotte, articolo quinto, chi ha i danè ha vinto. Ecco, però tu stavi dicendo ha vinto in Umbria con una che non c'entra assolutamente nulla con la storia. Non c'entra nulla con la e questo storia questo non è necessariamente un minus, anzi è stato un plus, no? Primo. Secondo, Sì, anche in Emilia Romagna mi pare che il candidato vincente De Pascale abbia un profilo abbastanza pragmatico. È un repubblicano, è un ex repubblicano. È uno piuttosto pragmatico, non mi sembra uno indottrinato, cioè non è nemmeno Bonaccini, è uno un passo più in là. No, ma allora lui ha militato per moltissimi anni nell'FCR, Federazione Giovanile Repubblicana. Ovviamente a Ravenna la tradizione repubblicana è fortissima, ancora oggi, è una tradizione di repubblicani di sinistra, diciamo così, e educato a quella scuola è un sindaco pragmatico. Ma infatti la cosa che a me fa un po', come posso dire, specie, che non si sta dibattendo, è che non avendo classe dirigente non più usurata, il PD pesca, fra virgolette, fra i civici o diciamo meglio, plasma dei civici alla sua bisogna. Il centrodestra non sta facendo questo. Si affida esclusivamente a uomini di partito il più vicino possibile a chi comanda nel partito. E se questo può funzionare alle politiche perché c'è una trasmissione diretta del verbo del vertice, nelle amministrative non funziona così. Questo è un ulteriore aspetto che andrebbe approfondito e che secondo me dovrebbe... Cioè, se tu fai i partiti dove i vertici vengono assunti per cooptazione e grado di fedeltà al leader,
e non per capacità di elaborazione politica e per rappresentanza dei territori, alla fine sbatti. Ed è esattamente quello che è successo in queste amministrative. Loro hanno messo in campo, nel caso del sindaco di Ravenna un po' meno, nel senso che sì, come ha questa storia sua personale, ma poi è entrato nei ranghi del partito. Ma nel caso della Proietti è esattamente un candidato cucito sulle esigenze di rappresentazione del politicamente corretto interpretato da un certo PD, che si è incontrato con la forza trascinante della tradizione francescana. Lei è un'animatrice delle marce per la pace, lei è una che ha fatto di tutto insieme ai frati minori, ma e a un certo punto non ti puoi dimenticare, e tu però cosa gli contrapponi? Gli contrapponi una alleanza che ha come novità Bandecchi, in una regione che va ammessa tutti i santi giorni che Dio mette in terra, anche quelli che votavano PC. E qui il problema è l'arroganza di non ascoltare le voci del territorio, perché siccome sono io che ho in mano il partito, sono io che vengo delegato a fare, allora decido. È questo che ti frega sui territori. Quindi diciamo questo spiega anche il recupero di Forza Italia? Certo perché Forza Italia, l'ex sindaco di Perugia è uno che ragiona con l'associazionismo, con gli ordini professionali, che costruisce consenso attraverso l'elargizione di fette di potere anche ai non schierati. È uno che se va a Rotary, se va al Lions, se va all'Acli, se va alla CISL viene omaggiato. Non sta chiuso nel ridotto di un perimetro ideologico fattuale che risponde agli ordini del capo. Sui territori questo non funziona. Se funziona a livello nazionale, e dubito che funzioni anche a livello nazionale, sicuramente a livello territoriale non funziona. Carlo, abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante, quindi chi vuole intervenire può farlo. Ricordo il numero 02 92 Quanto al 94. genocidio sul Papa, scusami, c'è una cosa che volevo dire. Sì. È evidente che Bergoglio ritiene che la Chiesa Cattolica debba collocarsi, la sua Chiesa Cattolica debba collocarsi in uno scenario anti-occidentale, parla solo col sud del mondo e parla solo del sud del mondo. Quindi è tentato di compiacere il sud del mondo. Apro parentesi, non vi dimenticate che questo è il Papa che ha detto che tutte le religioni sono uguali, rinunciando al primato di Santa Romana Chiesa e evidentemente cercando di fare del marketing di fede laddove lui non teme di doversi confrontare con la complessità delle società civili. Apro parentesi, ha girato tutto il mondo, continua a non andare in Argentina. Forse c'è un motivo? Carlo, io aggiungo che la parola genocidio usata dal Papa in questo modo, anche se in formula dubitativa, a me semplicemente mi ha comunicato questo, cioè questo Papa probabilmente sa che tra un X tempo l'Europa sarà fortemente islamizzata, e si prepara, diciamo, a convivere con questi qui, punto e basta, o a cercare di convivere, diciamo, in qualche modo, no? Come la vedi? Perché parlare di genocidio sta facendo, come dire, sta preparando una dignitosa ritirata. Ecco, vabbè, abbiamo detta tutta. Allora, volevo tornare però al nostro bel panorama post-elettorale. Ricordo intanto appunto che abbiamo ancora qualche minuto, quindi chi volesse in cauda intervenire può farlo allo 02 92 94 7222 oppure via WhatsApp al 340 67 09 659. Ma leggendo un po' tra le varie dichiarazioni post-elettorali, ce n'è una simpatica che ha rilasciato il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che se non sbaglio era stato indicato anche come possibile candidato, a proposito di uno Zaia-tris che non dovrebbe esserci, perché secondo Fratelli d'Italia il Parlamento si è già espresso, ma se dovessimo cambiare idea Zaia sarà il primo a saperlo, come dire che ce frega, che ce importa tutto sommato di Zaia, no?
Questo conferma quello che dicevi tu prima, mi sembra, Carlo, sul assolutamente Veneto. Sì, ti dico, secondo me loro la partita in Veneto se la vogliono giocare, ma facciamo un ragionamento. Ecco, per esempio anche Tosi, no, che tutti conoscono, è stato leghista, sindaco di Verona, europarlamentare e oggi segretario regionale veneto di Forza Italia, dà per scontato che il terzo mandato non ci sarà, lo dice chiaramente oggi, no? Considerato che il terzo mandato non ci sarà, dice Tosi, dovremo trovare un equilibrio che tenga conto del Veneto, ma anche di Puglia, Campania, Toscana e delle grandi città che vanno al voto nel 25 come Venezia. Allora, facciamo un ragionamento. Se tu sei un alleato della Lega e la Lega in questo momento è in difficoltà, ma sai che in Veneto il Doge ha costruito un sistema di governo che funziona benissimo e ha una classe dirigente ben formata, tu hai intenzione di smontare quello o trovi conveniente appropriarti di quello? Direi la seconda, no? Fa la seconda, quindi levi di mezzo Zaia, vinci le elezioni perché comunque sei convinto di vincerle e ti appropri del sistema di governo messo su da quella Lega per continuare a fare una vita serena e tranquilla in Veneto. Questo è il meccanismo. Poi ci sono da spartirsi le altre candidature. Sono convinto che la Meloni non mollerà Acquaroli nelle Marche, anche se secondo me l'elezione è tutt'altro che scontata, la rielezione. Sono convinto che Forza Italia vorrà la Campania ed ha buona probabilità di sconfiggere De Luca, anche perché se è vero che il PD non lo appoggia, De Luca da solo fa fatica a vincere le elezioni, e sono convinto che poi ci sono le partite relative a tutti i sindaci importanti. Allora, come posso dire, lo schema che peraltro Salvini ha imposto quando aveva consenso maggiore a scegliere per primo è chi ha più voti, e in questo momento penalizza decisamente la Lega, perché in questo momento la Lega è il terzo partito della coalizione e quindi si deve accontentare di ciò che gli altri decidono di lasciargli. E francamente il boccone più appetitoso è il Veneto, perché ripeto, il Veneto tu puoi vincere con un candidato che non è Zaia, ma poi avvalerti nel governo di tutto ciò che Zaia allora, hanno costruito. Carlo, Veneto, Lombardia, Venezia, Milano, poi ci spendiamo due parole perché c'è un'ipotesi che ho letto e che volevo sottoporre alla tua attenzione, al tuo giudizio. Poi però dopo la telefonata, perché c'è una telefonata in attesa, la passiamo subito. Pronto? 3 telefonate, scusate, in attesa, quindi le passiamo subito. Tutte e 3, in linea, in successione. Vi prego di essere sintetici. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno. No, volevo dire, l'opposizione non c'è solo dall'altra riva del fiume, c'è anche dalla parte nostra l'opposizione, praticamente. E dove vogliamo andare? Cioè la Lega deve cedere su tutti i fronti, praticamente, a sentire il signor Cambi per andare bene, no? Per accontentare i nostri amici, diciamo, di coalizione. Va bene, grazie. No, non è questo il ragionamento. Carlo stava facendo un'analisi, non un auspicio. Comunque, risponderà lui. Adesso ci sono altre 2 telefonate. Pronto? Sì, pronto, sono io? Buongiorno, prego. Sì, ciao Giulio, buongiorno Carlo, sono Walter. Ciao Io Walter. Faccio una semplicissima domanda. Facciamo conto di essere noi 3 al bar, perché io mi considero di con voi, da quello che dite, condivido tutto. Questa è la radio, no? Certo, ma per quello che io tutti i giorni ascolto la Libertà in Cazzarola, mi è venuto anche l'utita fuori ad ascoltare, perché l'ascolto con le cuffiette. Volevo dire, le analisi che vengono fatte da Giulio e da Carlo sono talmente limpide, trasparenti e lineari che la domanda che mi faccio io, non so quanti sono i parlamentari della Lega, quanto sia il direttivo della Lega, possibile che loro queste analisi non le facciano? E la domanda è, sicuramente le fanno perché non sono stupidi, lo sentiamo quando parlano, però i vincoli che hanno, suppongo, sto leggendo il libro di Il caso Genchi che hai consigliato tu Giulio, vabbè, ti ringrazio, ma allo stesso tempo bello, ti dico porca trottola, cosa mi fai leggere? Quali sono i vincoli
che fanno in modo che loro alle conclusioni alle quali arrivate voi, con una chiacchierata di un'ora e mezza, non siano in grado di arrivarci. Perché non ci arrivano? La domanda mia è questa: perché non ci arrivano? Solo questo, grazie, ciao. Ciao Walter, terza telefonata e poi la parola a Carlo, cambi. Terza telefonata, che non so se è caduta o meno. Se l'ascoltatore o l'ascoltatrice è in linea può parlare in questo momento. Se non parla, desumiamo che è caduta e parliamo noi. Parla Carlo, anzi, che deve rispondere. Pronto? Parla Carlo. Parla Carlo, conferma la regia. Prego, Allora, Carlo. non è vero che io auspico questa cosa, faccio semplicemente un'analisi e dico che se tu oggi ti metti al tavolo delle trattative con Fratelli d'Italia e Forza Italia, sei in una posizione di minoranza e quindi ti devi trovare il modo di, come dire, accettare un compromesso a ribasso rispetto alle posizioni che avevi prima. Questo Diciamo, Carlo, in estrema sintesi, se sei forte puoi battere un pugno, se sei debole, bene o male, devi cercare di limitare il danno. Esatto, questo è. Quanto all'analisi, tu hai ragione. Pensa che per esempio a me la Lega delle Marche, in particolare la Lega di Macerata, mi ritiene un nemico. Andiamo bene, dicono a Roma. Così, cioè, ti do il quadro. Sai perché? Perché una volta nei partiti c'erano le sezioni, si andava, si discuteva e spesso e volentieri un parere contrario veniva assunto non come come posso dire, un minare l'integrità del partito, ma veniva assunto come un diverso punto di vista che contribuiva a far crescere il partito. Se il partito diventa un partito personale e il partito personale non ammette dissenso o non ammette elaborazione diversa, finisce perché queste elaborazioni, che invece molti sono in grado di fare, non vengono o appalesate o prese in considerazione. La domanda è: se continuiamo così, arriviamo a un successo o arriviamo a un decesso? Siccome secondo me arriviamo a un decesso, sarebbe buona cosa rimetterci mano. Allora Carlo, ti sottopongo quell'ipotesi, quello schema che ho letto e al quale accennavo prima. No? Allora, secondo questo ragionamento, no, all'interno della ridistribuzione dei pesi proprio nella coalizione di centrodestra, candido il mio, candido il tuo, potrebbe affacciarsi un'ipotesi di questo tipo. Allora, Veneto e Milano, inteso come Regione Veneto e città di Milano, alla Lega. Venezia città e Regione Lombardia a Fratelli d'Italia come candidati. A questo punto sarebbero in corsa Mario Conte, sindaco di Treviso, una specie di Zaia, diciamo così, o Alberto Stefani, segretario regionale, vice di Salvini. Come la vedi? Io la vedo che Forza Italia ha già candidato Lupi come sindaco di Milano. Ed è una candidatura che fai fatica a smontare. Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché anche la russa ha detto va benissimo. Ed è una candidatura che fai fatica a smontare. Considerando che la Lega con Fontana governa in Lombardia regione, la candidatura di Milano secondo me è abbastanza probabile che vada a finire come ci stiamo dicendo, sempre ammesso che Lupi la accetta. Sindaco a Venezia, uno di Fratelli d'Italia, secondo me a Venezia, se candidi uno di Fratelli d'Italia, fai fatica a vincere le elezioni, per come conosco io Venezia, non tenendo presente che quando parli di Venezia in realtà parli di una città che ha bisogno di una forte visibilità internazionale e mi pare che Fratelli d'Italia... Poi Venezia c'entra nulla col Veneto, diciamo, sostanzialmente. Poi Venezia non c'entra nulla. È un altro mondo proprio. Esatto. Quindi non lo so se l'accordo può essere fatto includendo il sindaco di Venezia. Sicuramente la Lega ha buon gioco a chiedere la riconferma in Veneto, ma per lo schema che ti dicevo prima, cioè che appropriarsi del sistema Zaia è garanzia di lunga vita per chiunque, la vedo una partita molto molto complicata. C'è una telefonata intanto e la passiamo subito. Pronto? Sì, pronto, io sono Fabrizio di Sabio Chiese. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Allora, io sono sempre un po' polemico. Qui si sta parlando dell'ennesima sconfitta della Lega, non vabbè, tutto il centrodestra non è andato bene, però i numeri della Lega ormai sono stabilmente a quei livelli lì. Sono anni che non ci riprendiamo più.
possiamo dare le colpe a tutti quelli che vogliamo. Adesso ho sentito che diamo la colpa anche alle suore, ai preti e anche ai frati, però 5 anni fa in Umbria avevamo vinto. Allora, quando si parla di un partito bisogna parlare del leader del partito. Io capisco che su questa radio sia un po' restii, ma se quello che guida la macchina va a sbattere tutte le volte che adesso c'è da fare una curva e si dà la colpa a questo, a quello, a quell'altro. Io sono convinto di una cosa e mi dispiace dirlo. Salvini si è giocato la sua credibilità a livello nazionale, ha fatto troppe promesse e non le ha mantenute. Se voi parlate con quelli che votavano Lega 4 o 5 anni fa, vi dicono tutti la stessa cosa. Sul 41 per tutti non è andata bene, sulle accise si era speso non è andata bene, le autostrade si era speso per calare i costi non è andata bene, cioè sono troppe le cose che ha sbagliato. Ha votato Mattarella e si è messo il nemico in casa, non ha una visione ormai strategica delle cose, e io sono convinto che è ora che faccia un passo indietro per il bene della Lega, non per il bene dei militanti e di tutto il resto dell'apparato, perché non ha più credibilità. Cercate di capirlo, parlate di questo, non dei preti, delle suore e degli emiliani che non capiscono niente. Allora, caro Fabrizio, te la pensi esattamente come Aldo Cazzullo, che oggi rispondendo a 3 lettori scrive così: il vero segnale che viene dal voto è il crollo della Lega. Salvini ormai è un cavallo perdente. Neppure abbracciare ieri Vannacci, oggi Bandecchi lo salva. La sua candidata Tesei è stata sconfitta, il suo partito in Umbria passa dal 37 al 7, in Emilia dal 31 al 5. Con questi numeri qualsiasi leader di partito dovrebbe rassegnare le dimissioni. Se poi si pensa al disastro dei trasporti pubblici, di cui in teoria Salvini è ministro, viene da chiedersi cosa aspettino Zaia, Fedriga e gli stessi leghisti lombardi a porre la questione. Carlo, diciamo la verità, qua non vedevano l'ora da anni che Salvini si levasse dalle balle e sperano magari che pure nel processo a Palermo gli diano una bella condanna. Non so se accadrà, presumo di no, però c'è da dire che veramente Salvini da tanto tempo sta sulle pelotas a tanti, no? Beh, Salvini è quell'anomalia di, come posso dire, rottura dello schema del mainstream che questi non digeriscono, ok? Quindi se se ne va sono tutti felici. Detto questo, io ho cominciato questa trasmissione, se non ricordo male, dicendo non mi pare il caso che nessuno paghi per questi errori, per questi inciampi, ma l'errore di Salvini non sta in Salvini in sé, ma sta nell'aver ridotto il partito ad un continuo referendum o con me o contro di me. Questo è il vero errore di Salvini. E di aver cooptato nei territori non i più bravi, ma i più fedeli. E per questo motivo poi alle amministrative perdi. Perché se tu coopti il più fedele, che magari è anche il più scemo, perdi il contatto col territorio. L'altro errore che Salvini ha fatto è di tentare di scavalcare a destra la Meloni, convinto che l'agibilità l'agibilità avversa a Fratelli d'Italia stia nello stare a destra. L'agibilità, secondo me invece, l'agibilità versus Fratelli d'Italia sta nello stare con i ceti produttivi che non si sentono rappresentati da Fratelli d'Italia. Bisogna tornare a parlare con gli artigiani, con le piccole imprese, con i professionisti, bisogna tornare a parlare con quelli che fanno avanzare i territori. E questo la Lega, che ormai ha preso l'indirizzone di impostare grandi temi di bandiera come l'immigrazione, come gli elementi securitari, non a caso appunto quando spunta Vannacci si fanno ponti d'oro e ai Bandecchi si fanno ponti d'oro. Su questo terreno la Lega snatura se stessa, perché la Lega non è un partito di destra, la Lega è un partito di popolo che è stufo di avere uno Stato che lo comanda e ne profitta e di avere qualcuno che gli indica come deve vivere. Se la Lega riscoprisse in parte questa sua vocazione, la chiamo anarchica, ma ci siamo capiti cosa vuol dire, cioè di liberazione dai laccioli,
e di vicinanza ai produttori di ricchezza, probabilmente avrebbe un successo elettorale enorme che non le imporrebbe di scavalcare a destra Fratelli d'Italia, ma che le imporrebbe invece di occuparsi dello sviluppo del paese. Ma per fare questo deve avere sui territori una classe dirigente che è capace di parlare con i produttivi, che è capace di interpretare le istanze di base, che è capace di calarsi anche nelle difficoltà quotidiane della gente e che non vada a perpetuare soltanto se stesso, sapendo che se sei fedele al capo hai la cadrega garantita. Allora, sei stato di una chiarezza cristallina, Carlo. Abbiamo 2 minuti scarsi di tempo, ma 2 telefonate, quindi prego gli ascoltatori, purtroppo devo chiedere questo, di essere super sintetici. Quindi il problema non è Salvini, è il salvinismo, che è un'altra cosa. Perché il minuto è diventato 1 nel frattempo. Comunque 2 telefonate in coda. Pronto? Sì, buongiorno, sono io? Buongiorno, prego. Sì, buongiorno. No, volevo solo dire, i segretari della Lega hanno sempre fatto una brutta fine, forse perché hanno sempre messo il dito nella piaga, vediamo i giornali, non si spendono mai a favore dei segretari della Lega, vediamo appena qualcosa di incisivo provano a produrre. C'è l'assalto della stampa, l'assalto della magistratura. Ho sentito addirittura affermazioni vomitevoli che c'è chi che spera che venga condannato. Ricordiamoci che la Lega in Emilia, in Centro Italia, aveva riscosso successo proprio quando Salvini aveva dimostrato che era in grado di fermare l'immigrazione, dopodiché sono intervenuti i giudici. Quindi purtroppo secondo me fare il segretario della Lega, cioè fare il bene del popolo, altrimenti deve diventare un democristiano, è una missione impossibile e è un puro atto di masochismo. E qui chiudo, la ringrazio. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sintesi massima, sono le 11. Buongiorno, prego. Pronto? Pronto, buongiorno, dica. Pronto, niente, io volevo sapere come mai non telefono nessuno dall'Emilia Romagna o dall'Umbria per spiegare perché ha votato come ha votato e soprattutto perché c'è stata una diminuzione esagerata quest'anno di votanti, perché l'astensionismo così non è naturale in Emilia Romagna. Grazie, Carlo, proprio 2 telegrammi. Si fa fatica a rispondere. Io mi viene in mente di fare solo un'osservazione, poi il resto ne parliamo in un'altra puntata. Non è che i giornali ce l'hanno con la Lega, è che la Lega non fa nulla per essere simpatica ai giornalisti. E questo aprirebbe tutto un altro discorso che faremo. Intanto io ringrazio Carlo Cambi, tutti coloro che ci hanno seguito. Discutere è sempre bello ed è nello spirito di questa trasmissione, nonché direi di questa radio da sempre. Comunque, grazie Carlo, un saluto Grazie a tutti. a te e niente, ci sentiamo. Ci risentiamo. Sempre che non ci cacciano prima. Ciao Carlo, un saluto a tutti.